Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi e con me oggi c'è Rudy Toninato. Benvenuto Rudy. Grazie Claudio, buongiorno a tutti. Rudy è il cofondatore di Delta Tour, un'azienda che si occupa di navigazione turistica e crociere fluviali. A me piace questa cosa delle crociere fluviali, ma entriamo subito nel vivo. Che differenza c'è fra le crociere oceaniche, di cui noi insomma, abbiamo visione quasi tutti i giorni, no? Anche su delle serie televisive dedicate, e le crociere fluviali? C'è un filo rosso che le accomuna? Beh, sicuramente il filo rosso è l'acqua che le accomuna alla navigazione, in senso pieno della parola. La cosa che diversifica la crociera fluviale dalla crociera oceanica è che su una crociera fluviale con noi puoi navigare al massimo in 20 passeggeri, quindi totalmente cambiando la qualità dei servizi a bordo, la qualità della gestione della navigazione, delle visite a terra, quindi dando un'eccellenza e tanto che si chiama luxury barge, un'eccellenza a quello che noi stiamo vendendo e proponendo. Facciamo due passi indietro e spieghiamo come è nata Delta Tour, anche perché così omaggiamo il cofondatore. Sì, allora Delta Tour nasce da un'idea di Mario, mio papà, e siamo ufficialmente nati nel 1978, quando allora costruì, perché siamo anche costruttori di imbarcazioni. Siete anche costruttori, sì, esatto, delle vostre imbarcazioni. Le abbiamo costruite quasi tutte noi. Costruì la motonave Cinzia, in onore a mia sorella Cinzia, logicamente, e con quella abbiamo iniziato a fare la pesca sportiva allo sgombro. Il passo da fare la pesca sportiva al turismo fluviale sul delta del Po fu praticamente immediato, tanto che nel 1986, costruimmo la motonave Delta Tour, con la quale iniziamo a fare le crociere fluviali sul delta del Po. Il passo poi fu un susseguirsi di iniziative, ma primo su Padova con la Padovanella a fare il giro delle mura di Padova, poi successivamente sulla riviera del Brenta, allargandoci sempre anche sulla laguna di Venezia e i vari percorsi che abbiamo strutturato sulle isole di Venezia. Le cose sono andate bene, l'unica cosa che è andata male è che nel 2000 mio papà è morto, quindi questa cosa mi è un po' pesata, come ti avevo raccontato per telefono. Però questa è stata un'ulteriore spinta, un'ulteriore energia da continuare ad allargare un po' gli orizzonti. Infatti noi da navigatori cosa abbiamo fatto? Abbiamo navigato fino a Mantova e a Mantova abbiamo costituito un'altra società che si chiama Naviandes e lì abbiamo 4 imbarcazioni con cui facciamo i laghi di Mantova e il Mincio. E quindi, tornando invece alla Delta Tour, la cosa così un po' malinconica è che tuo papà non ha visto proprio... Non ha visto l'esplosione. Ha avuto l'idea, ha avuto dei bravi figli che l'hanno portata avanti, infatti Delta Tour è di Rudy e Diego, e abbiamo cercato di dare il massimo impegnandoci veramente tanto. Ti stavo raccontando che nel 2009 abbiamo acquisito questa motonave, si chiama Mary. Mary è una. Ma perché le barche hanno sempre nomi femminili? Invece perché... ma è una barca che si chiama Arturo, cioè spiegami. No, infatti l'ultima barca che ho fatto si chiama Sant'Agostino 1227. Ok. In onore alla città di Padova, in onore alla chiesa di Sant'Agostino, ho detto anch'io, ho pensato che era il caso di cambiare un po' questa storia dei nomi delle barche. Sì, ma c'è un motivo per cui le barche hanno sempre... Ma perché sai, noi maschi, navigatori, capitani, la donna, il punto, la famiglia, il punto di ritorno... Di solito si dà il nome delle figlie, delle mogli, delle amanti. A volte qualcuno eccede forse. Vabbè, rimaniamo con il dubbio. Però ho visto con Titanic come è andata a finire, non è il infatti, caso. Non è il caso. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci in onda. Allora, caro Rudy, io mi chiedo, chi sono le persone che decidono di affrontare una crociera fluviale? Cioè, è un tipo di percorso che piace più agli uomini o alle donne? O non c'è una distinzione di genere, come si suol dire? Beh, innanzitutto ci sono varie tipologie di crociere fluviali, quindi dipende dal tempo che tu vuoi dedicare a una crociera fluviale. Noi proponiamo gite di una giornata, che sono sempre delle crociere fluviali, e qui sono aperte a chi più ne ha più ne metta, dall'anziano all'adulto, al bambino, a tutti i generi possibili e immaginabili, le scuole, chiunque. Poi mentre le crociere che facciamo di una settimana, quelle hanno un target un po' più dettato da anzianità, tempo libero, disponibilità economica, e quindi sono un po' più impegnative, passami il termine Claudio. E incredibile a dirsi, abbiamo più soggetti femminili, anziani,
che vengono a fare la crociera, perché hanno una lunga vita, perché apprezzano molto di più, te lo dico molto chiaramente, apprezzano molto di più questa tipologia di crociera dove poca gente, altissima qualità a bordo, e navighiamo con un mercato totalmente straniero in queste crociere fluviali, quindi americani, australiani, inglesi, qualche francese, canadesi, venezuelani. Forse perché loro sono anche un po' più abituati, no? Sono abituati a viaggiare, a fare certe tipologie di servizi e di percorsi, hanno una disponibilità economica diversa, quindi con maggiore disponibilità a spendere per i servizi d'eccellenza, e sono crociere del lusso, quindi hanno la sua grande carica emotiva sui siti visitabili, sulla tipologia di servizi di bordo, dai vini ai food, ai formaggi, alle bevande, a tutta una serie di stili italiani. Si pranza Sì, a bordo? assolutamente, abbiamo uno stile italiano che proprio proponiamo a bordo della crociera, leghiamo il territorio alla cucina, alle bevande, ai vini. Quindi Ecco, molto... sto pensando ad esempio che una crociera fluviale, non avendo appunto anche, non incontrando mai il mare mosso cosiddetto, no? Cioè, è molto rilassante e quindi probabilmente potrebbe essere anche la sede ideale per tenere dei meeting aziendali, sto pensando a un'opportunità del genere. Accade questo? Ma lo facciamo spessissimo, soprattutto sulla laguna di Venezia, sulla riviera del Brenta, ecco che vai giusto nel pezzo, che proponiamo dei servizi di navigazione anche proprio a dei post-congress, pre-congress o meeting aziendali in senso lato, anche delle ricorrenze aziendali, il 25esimo dell'azienda, toglierci dal classico giro dal classico ristorante, vengono a bordo per fare delle bellissime iniziative dove possiamo non solo brandizzare anche le imbarcazioni con i loghi azienda e quant'altro, quindi si crea veramente un evento per l'azienda molto importante, molto apprezzato. Senti, quanti passeggeri trasportate in un anno e c'è eventualmente un mese più, tra virgolette, navigato rispetto agli Allora, altri? noi iniziamo con le scuole a marzo e proseguiamo tranquillamente fino alla fine di ottobre. Abbiamo anche poi delle eccellenze d'inverno con Capodanno, col Carnevale, quindi abbiamo una stagionalità lunga. Quando siamo partiti facevamo 4 mesi all'anno, adesso lavoriamo 9-10 mesi all'anno in continuità. E noi tra Mantova e Padova riusciamo a trasportare quasi 90.000 persone su crociere di giornata. Sulle crociere settimanali i numeri cambiano totalmente, calcola che l'anno scorso abbiamo fatto 300 passeggeri in una stagione, però insomma noi siamo contenti perché è un mercato che stiamo portando avanti da pochi anni, se consideri insomma i tempi che hanno gli altri stati europei. Ecco, a proposito di Stati europei, scusa, ti interrompo, com'è la legislazione per quanto riguarda la vostra categoria? Sono di manica larga, sono gentili con questi armatori fluviali oppure vi mettono il bastone tra le ruote, Ma guarda, tra il timone, diciamo? Sì, no, io te lo dico proprio, hai messo il dito sulla piaga in questo momento, nel senso che io è da 30 anni che curo il sindacale della navigazione interna, faccio parte di vari enti come Unione Navigazione Interna, come AIATP, Associazione Italiana Armatori Trasporto Pubblico, come Atena, cioè aziende, associazioni di categorie che portano avanti gli interessi dei naviganti, soprattutto in acque interne. Non ti nascondo che le problematiche che io ho affrontato in questi ultimi 30 anni sono state molteplici. Abbiamo una normativa italiana che potrebbe essere migliorata. Tu hai detto giustamente, ma come sono? Ci mettono tanto il bastone tra le eliche, no, tra le ruote. Tra le eliche, esatto. Tanto il bastone tra le eliche. Questa è una cosa che è un po' incomprensibile, perché mentre gli altri paesi europei fanno di tutto per incentivare l'uso delle acque, ricordiamoci Kyoto 2020 prossimamente, e la politica sul trasporto merci sull'acqua. Allora io dico che l'Italia ha delle potenzialità incredibili e una politica che è incredibile, che proprio boccia totalmente il trasporto su acqua. E io te lo dico proprio chiaramente, da anni porto avanti, e non avendo interessi diretti, perché io faccio trasporto turistico, passeggeri, quindi non ho un interesse legato al trasporto merci, però lo stesso porto avanti la politica delle merci, perché dove navigano le merci, navigano anche i passeggeri, per essere chiari. Con dei problemi incredibili, per dirti adesso in questo momento stiamo lavorando sulla pulizia del fissero tartaro canal bianco, sulla gestione delle conche, sui finanziamenti che potremmo avere per poter manutentare questi bacini di navigazione, dove appunto la regione stessa ci dà poche risorse economiche. Abbiamo delle leggi europee, delle leggi nazionali che ci potrebbero permettere di avere dei finanziamenti importanti, che non andiamo neanche a chiedere i soldi, quindi c'è tanto da lavorare su questo ambito, Claudio, veramente. Ti interrompo allora un istante e cedo la parola alla regia, ci vediamo tra qualche secondo. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi.
Ci siamo lasciati poco fa parlando con Rudy Toninato, cofondatore di Delta Tour, accennando al trasporto merci via acqua, che è un'idea che frulla nella testa di alcuni politici. A che punto è, come dire, la situazione in Italia? Guarda, dati alla mano, ma recenti, proprio aggiornati da poco, dimostrano che l'Italia siamo allo 0,05% delle proprie merci trasportate per via d'acqua. Ti faccio un esempio. Lo 0,05. L'Olanda ne porta il 24%. Quindi per farti capire quanto lontani siamo dalla realtà europea. Ma secondo te questo potenziale è inespresso perché non siamo in grado di organizzarlo o perché non c'è la volontà di organizzarlo? Ma guarda, ti dirò di più, abbiamo come Unione Navigazione fatto delle campagne politiche a livello ministeriale dove da quest'anno, dal 2019, il Ministero dovrebbe dedicare una soglia di importi a contributo merci pari a 2 milioni all'anno per arrivare ai 5 milioni all'anno da destinare come contributo sulle merci per il prossimo futuro. Era il minimo che poteva essere fatto per incentivare il trasporto merci. Tu devi capire anche, Claudio, che gli altri paesi europei sono decenni che finanziano la diversificazione del trasporto merci su acqua piuttosto che su gomma, piuttosto che su rotaia. Abbiamo una potenzialità incredibile, al di là dell'idrovia, che io mi auguro vivamente che la finiscano, che ci diano la possibilità alle merci di arrivare all'interporto di Padova. Ma non dimentichiamo che l'interporto di Padova è collegato con l'interporto di Rovigo con una ferrata e che l'interporto di Rovigo è collegato col mare via acqua e non solo a Rovigo ma anche a Mantova. Quindi abbiamo già una potenzialità incredibile di trasporto merci via d'acqua, solo che non si sa il perché questa politica sia un po' restia a portarla avanti. È incredibile, si hanno fatto 2 scatole così con il TAV, se ne parla ormai da anni e non c'è la volontà invece di affrontare questo abbattere in maniera clamorosa, no? Sì, le famose polveri sottili con il trasporto via. Bravissimo, tu hai detto una cosa che condivido, cioè spendiamo 2 miliardi di euro per fare la pedemontana e non incentiviamo l'idrovia per portare merci su acqua da Venezia fino a Mantova, Cremona. Cioè fino a Cremona vuol dire 220 km di rete fluviale collegata al mare, a Marghera, a Chioggia o dove vuoi, a Ravenna, perché c'è anche l'idrovia per Ravenna, che potremmo totalmente sottrarre una grandissima quantità di merci sulla A4, quindi togliendo questi, cioè mi bloccano la Panda a me per venire in centro e poi abbiamo 1.600.000 container che arrivano all'interporto di Padova via camion. È una cosa incredibile. C'è un itinerario che non hai ancora sperimentato e che ti piacerebbe che diventasse un progetto effettivo? Mi tocchi sul vivo, ho appena costruito la Sant'Agostino 1227, un progetto bellissimo, antiche vie di navigazione, ed è l'itinerario che porterà la navigazione sul percorso Padova-Monselice navigando il canale Battaglia, quindi un canale costruito nel 1189 che poi è stato terminato nel 1205. Ho dato il nome Sant'Agostino 1227 proprio per inserirla nel contesto medievale e vorremmo proprio far vedere che abbiamo dei percorsi d'acqua bellissimi, il canale Battaglia è meraviglioso, il Museo della Navigazione di Battaglia è qualcosa di strepitoso, non meno Villa Molin, il Castello del Cattaio. Ti devo salutare, Rudy, Grazie. però prima di salutarti ti devo chiedere se, anzi voglio chiederti se c'è una foto, un oggetto, un ricordo a cui tu sei particolarmente legato. Guarda, l'ho portata, sono legato in maniera incredibile a mio papà Mario che ha dato l'idea, l'energia e ci ha dato la capacità di portare avanti questa impresa per tutti questi anni, quindi grazie papà e dedico a lui tutte queste cose. E io ringrazio Rudy Toninato, cofondatore di Delta Tour e ringrazio voi per l'ascolto, alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.